Sesta corsa dal Savio, un invito sul miglio che vede il ritiro di Volo Rivarco OP. Sono 6 dietro l'autostart, Zelia CCSM, Vicino Mec, Bessi di Poggio, Crystal Trio, Corallo Pisano, Cosmo Spritz che chiude favorito sotto la pari della sua quota. Rivale Zelia CCSM con Vicino Mec e Corallo Pisano. Macchina intanto che stacca la velocità di Cosmo Spritz che sopravanza Corallo Pisano e va a condurre. Zelia CCSM segue in terza posizione, rimane allo scoperto invece Vicino Mec. Poi Crystal Trio e Besse di Poggio, con Crystal Trio che ripiega in coda. Intanto i primi 200 se ne sono andati in 14 netto per Cosmo Spritz che ora completi il quarto, 29, 15 dopo il 14 iniziale. Terza posizione per Zelia CCSM, Vicino Mec all'esterno, cerca di progredire ma il ritmo è piuttosto sollecito. Alla corda invece c'è Bessi di Poggio che precede Crystal Trio che prova a seguire invece all'esterno le mosse di Vicino Mec. Intanto 44,2 per i 600 iniziali con Cosmo Spritz che va via sul piede del 1.13,6, ora completa 800 metri in 58,9. 14,7 davanti alle tribune, entra con due lunghezze sulla curva nei confronti di Corallo Pisano, poi Zelia CCSM, Vicino Mec sempre per corsie esterne, 1.13,7 il passaggio al chilometro. All'esterno anche Crystal Trio che copre Zelia CCSM, in coda Bessi di Poggio, cavalli a poco più di 400 dalla conclusione con Cosmo Spritz che continua a guidare nei confronti di Corallo Pisano e Vicino Mec appaiati, poi Zelia senza spazio e Crystal Trio che accenna la terza ruota è seguito da Bessi di Poggio. Cavalli al completamento della curva finale, insiste ancora Vicino Mec sul Cosmo Spritz, attacca, Cosmo Spritz appare in difficoltà all'ingresso addirittura e così a centropista è Crystal Trio che si avvantaggia a sorpresa, viene a vincere Crystal Trio nei confronti di Corallo Pisano. Per il terzo finiscono vicini Vicino Mec, Bessi di Poggio, 1.13,3 ragguaglio conclusivo, 29,7 a chiudere, ma la vittoria a sorpresa per Crystal Trio. Marco Stefani conferma l'ottimo momento di Crystal Trio, ma oggi fa veramente un numero per venire a vincere a questi ritmi, piegando Corallo Pisano, mentre per il terzo è ancora il numero 2 Vicino Mec che ha ragione degli avversari. Successo quindi per Crystal Trio, Marco Stefani, Marco Azzaroni al training Scuderia Trio.